E allora, taratatataram, taratatataram, taratatataram. Come avete capito, finalmente vi ho portati nel mio studio, parte del mio studio, un angolo del mio studio, perché oggi volevo parlare di... Ah, ma sono ancora in ciabatte, vado a prendere le scarpe. Allora, iniziamo con queste. Ho il telefono perché io non so niente a memoria, non so niente, devo sempre andare a leggere tutto. Basta che mi facciano stare bene, sono comodi e sono tranquillissimo. Siamo arrivati quindi alle scarpe. Oggi ve le faccio qua, in studio. Eccole qua. Queste sono le mie scarpe estive. Chi le conosce le ha già riconosciute e sa di cosa stiamo parlando, ok? Io ho voluto fare una cosa veloce e indolore perché ho girato un po' anche i negozi, ho visto le grandi marche, ne avevo trovate una. Scusate, ho appena mangiato, adesso ve la prendo un caffè. Un paio di scarpe interessanti di una nota marca, però veloce e indolore su Amazon ho trovato queste qua. E alla fine costano tutte uguali perché dai 100 ai 160 euro hai delle buone scarpe. Queste che scarpe sono? Queste qua sono scarpe estive. Vi leggo un po' di informazioni qui, prese su Amazon. Nella descrizione sotto vi metterò il link diretto, ma sono delle scarpe della Shima e sono impermeabili. Vi leggo un po' di cose. Shima Rebel impermeabili, scarpe moto uomo, traspirante, rinforzate, stivali moto uomo in pelle. Vabbè, è scritto così, è una traduzione secondo me strana. Supporto alla caviglia, suola antiscivolo, impugnatura del cambio numero 41. Io le avevo pagate sui 150 che non erano in promozione, adesso iniziano ad essere in promozione. C'è anche Black Friday, però è una cosa che va e viene, non so quando state guardando questa recensione. Allora, cercavo un paio di scarpe che magari fossero impermeabili. Oddio, queste qua non sono subacquee, nel senso, sono estive, quindi come c'è scritto qua nella descrizione che poi potete andare a vedere, ti dicono che hanno un tessuto traspirante. E sono comunque impermeabili. Dov'è che avevo visto quell'immagine da leggervi con tutte le informazioni delle scarpe? Eccolo qua. Allora, copertura del tallone per la stabilità. Ok, qua scusate, si sente che è bello rigido, è bello duro. Rinforzo in acciaio sotto, infatti le scarpe da moto devono essere così, no? Dure qua nella pianta. Il soletto rinforzato infatti in fibra di vetro, ok, schiuma che assorbe gli impatti, che la troviamo sempre qui, protezione rigida delle caviglie, già detto, e protezione per il cambio e i freni qua. Queste sono scarpe da moto, hanno una cerniera, vedete, laterale, quindi non è quelle che ogni volta devi allacciare, quindi li fai un nodo direttamente, già fisso per sempre. Poi quando te le vuoi mettere o togliere, le infili, c'ha anche, come si chiama, un aiuto per infilarsele e poi si tira sulla la cerniera di lato. Hanno un pannello di ventilazione, ok, e hanno una membrana impermeabile. Io le ho usate con l'acqua e ragazzi tengono. Vi dico la verità, vedete, le inserite via queste ciabatte, le avete inserite, fate così, chiuso. Qui sono rigide, hanno la protezione qui per il cambio, ovviamente nella parte sinistra, aspetta, mettiamoci anche questa, vedete? Messe già a posto, finito. Qua si chiude con lo strap, ci si aiuta con qui e sono all'ultima moda. Taratatata. Vabbè dai, a parte gli scherzi, sono delle scarpe buone per dei giri in moto estivi. Io le uso in estate per farmi giretti importanti, 300-400 km così in giro, e le usate per andare in Austria. In Austria tutto a posto, non è mai piovuto tantissimo, come potete andare a vedere aspetta, dovrebbe apparire di qua, qua, forse, vediamo se stavolta faccio giusto. La playlist del viaggio in Austria.
E niente, queste sono le scarpe estive. E sotto la pioggia forte le ho testate per tornare dall'Alta Via del Sale, il terzo giorno per ritornare in autostrada, ve lo metto, penso che sia giusto qua, ok. E vi dico la verità, ha piovuto così tanto, ma così tanto, ho preso così tante pozzanghere che non è che ero bagnato, fradicio, brombo dentro, però mi sentivo come se fosse umido qualcosa. Non ho controllato, non mi sono tolto le scarpe perché volevo arrivare fino a casa e a metà strada mi sono messo anche la protezione scarpe sopra il K-Way per le gambe per essere più protetto perché non si sa mai. Non lo so se messe in modalità subacquea sotto l'acqua o avendo preso tantissima acqua di un diluvio da barca di Noè si bagnano dentro, forse un po' sì, ma comunque non si inzuppano come delle scarpe normali. Comunque quando piove e si va in giro tranquillamente con una pioggia normale sono perfette. E mi ci trovo molto bene, anche perché ti coprono la caviglia, ti tengono bello stabile. Sono nere, non hanno troppe cose, colori, linee, sono molto... L'unica cosa che forse non può piacere è il giallo fosforescente qui, però ci sta anche per la visibilità, è nascosto e si intravede. E la praticità è proprio questo, fai così, arrivi a casa, fai così, te le togli, una e due, le tengo sempre allacciate e a posto. E tipo volete rimettere le ciabatte e andare a far da mangiare. Ok? Però stiamo parlando dell'estate. Li ho sempre voluti. In verità io volevo dei bei stivaloni, no? Stile vado a sciare, no? Anche perché è molto più facile dopo toglierseli e mettere con i ganci laterali. Me ne stavo prendendo un paio famosissimi che li vendono un po' dappertutto, non dico il nome. Vabbè, li ho provati. Stivali come quelli, così, dentro erano morbidissimi, erano comodissimi, te li togli, ve lo ripeto, velocemente con gli attacchi laterali, stile sciare, snowboard, però erano troppo grossi e soprattutto qui erano ampi. Quando io sono in moto e devo cambiare, per infilarmi sotto al cambio, appoggiandomi ovviamente col tallone, no? Con quelli là facevo fatica perché erano così grossi in punta che dovevo entrare tanto di là, quindi piegare il piede, forse cose mie. Questi qua ho avuto un culo pazzesco, perché in un negozio di Castelfranco sono andato a fare un giro una volta solo per vederlo, con la Elena a cercare delle scarpe. Le uniche scarpe che Elena, no, perché ci deve stare sempre il gusto della compagna e anche femminile, aveva visto questi stivali e ha detto, ah, potrebbero anche andare questi Ale, non sono carini. Però non li ho presi perché puntavo a scarpe per adesso, in quel periodo. Arrivando l'inverno, ricordandomi di questi, anzi ero andato in quel negozio per comprarmi, come avete visto nella recensione dei pantaloni che vi metto qui, o forse qui, non mi ricordo più, quindi faccio così, ero andato a comprare i pantaloni, quelli della Tucano, i Pantamoto, perfetti, bellissimi, sempre meglio, più passa il tempo, più il freddo aumenta, più mi trovo benissimo ragazzi, sono pantaloni pazzeschi. Li ho rivisti, ho detto ascolta, visto che sono qua, proviamoli. Ho messo il piede dentro, sono comodi dentro, ma poi di cosa stiamo parlando, scusate? Questi sono i stivali della TCX e il modello è il 7300W, ok? Ci sono sia marroni e neri, vi metto la descrizione del link o se lo trovo anche su Amazon sotto, e hanno tutto, il freddo lo tengono, perché sono in cuoio. Sono in cuoio, in gomma qua sotto, sono in cuoio, tengono l'acqua, tengono il freddo, tengono il vento, quindi hanno, vedete, non è che qua è aperto, ve lo faccio vedere da vicino, hanno ovviamente le protezioni di lato da moto, sono rigidi e anti-scivolamento, qui hanno una punta dura con la protezione per il cambio, sia a destra che a sinistra, e qui non passa l'acqua perché, vedete, c'è questa membrana qui, magari anche se stai aperto, qui non passa l'acqua perché questa qua è pelle, cuoio, quindi fino a qui voi siete protetti perfettamente da qualsiasi pioggia, pozzanghera, sono perfetti, sono meravigliosi, mi sto trovando veramente bene, sono contentissimo, anche perché il culo qual è stato?
che era l'ultimo numero, l'ultimo modello e l'ultimo pezzo in quel negozio di queste scarpe, che quando le ho trovate ho detto facciamo i furbi, andiamo a vedere in internet se trovo qualcosa anche un po' di meglio. Oh, non l'ho mai trovati, e essendo gli ultimi li ho trovati in promo mi sembra a 120. Di listino mi sembra che stanno sui 160 e sono veramente contento perché sono dei belli stivali, ma sono anche comodi, morbidi dentro e comodi, che li uso anche, cioè se devo camminare li uso tranquillamente piuttosto di stivaloni da snowboard, no? Li chiamo io. Sono veramente contento, non c'è tanto da dire di questo stivale perché non voglio annoiarvi troppo, della TCX X Blend Waterproof Brown marroni. Ecco, qua li ho trovati a 176, è un altro sito, ma ce ne sono tanti. Ora troverò qualche link e ve lo metterò in descrizione. Scarpe moto da uomo in pelle, la suola esterna in gomma, ai lacci, fantastici, sono molto contento. Ho preso marroni perché il marrone mi piace molto anche per staccare un po' dalla moto che è nera, vabbè, non vado avanti con i miei gusti, comunque eccole qua. Sì, se ve lo state chiedendo, in studio quando posso sto in ciabatte perché sono più comodo, anche perché se devo camminare sul fondale bianco e non voglio sporcarlo, voilà. Eccoli qua ragazzi, estate, primavera, autunno, inverno e inizio primavera forse, o finché mi tengono. Tutte e due, mi raccomando, secondo me è una cosa importante averle antipioggia. Perché come avevo accennato sul discorso dei cambi climatici, cioè fermarsi ogni volta perché piove troppo o piove poco per mettermi il copriscarpe, cioè è bello prendere la moto, scusate, e godersi ogni momento senza doversi fermare, piove, non piove, caldo, freddo. Questo il freddo, in Austria siamo scesi a 12 gradi in Grossglockner, avevo i calzetti comunque grossi e stavo bene con queste, forse ci sto bene anche adesso, però i stivali d'inverno mi sento un po' più sicuro. Ecco, queste sono le mie scarpe e non vi annoio più. Recensione di due scarpe, sto facendo ancora recensione, voglio girare in moto, non voglio fare recensione. Va bene, dai, ciao, al prossimo giro o recensione. I guanti! E poi devo parlarvi anche della sella, vabbè, un altro discorso. Ciao!